Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno. La quart'ultima giornata del girone A della Serie A2. Di fronte il Seregno e il BDL Midi Motor Correggio. Per voi Paolo Virdi in questa partita davvero fondamentale quasi per la lotta a salvezza alla luce del 4-1 con cui nel pomeriggio l'Amatori Modena ha piegato il Montecchio e che ha di fatto relegato la formazione di Luca Giaroni in penultima posizione, ma è ancora davvero tutto da vedere. La lotta per la salvezza è anche quella per andare su, più che mai interessanti in questa Serie A2 carica di valori, con un campionato livellatissimo dove finora il Collegio sta facendo molto molto bene, seconda solo al Breganze, che ha davvero disputato una stagione davvero importante. D'altronde ruolino, 15 vittorie, un pari e una sconfitta per il Breganze, due pareggi in più solamente per il Correggio. Andiamo a vedere quali sono le formazioni delle due squadre. C'è nel Correggio il portiere Nicolò Salines. Vediamo se sarà lui o Pedroni. No, il casco lo sta mettendo Pedroni, quindi Fede Pedroni giocherà titolare. Qui siamo due squadre, entrambe con due portieri titolari. Quindi ci sarà in porta Pedroni e Salines su sua riserva, con l'8 Menendez, con il 7 Manuele Pedroni, con il 13 Capitan Righi, con il 9 Ernest Cinquini, con il 26 Alessio Caroli, col 58 Tudela, con il 55 Diego Casari, con l'87 Matteo Olban, l'allenatore Eduard Granel. Il Seregno che recupera Febbo dopo quel gravissimo incidente agosto dove ha veramente rischiato la vita. Rivediamo anche Edoardo Febbo con il 36. Seregno che avrà tra i pali Pippo Dimone e Leonardo Reggio suo supplente. Edoardo Febbo con il 36, con il 2 Nia Pasquale, col 3 Fiazza, con il 7 Ricky Tessarolo, con il 17 Luca Tremolada, con il 33 Marco Tremolada, con il 30 Luca Vaghi, e poi, come vi ho detto, con il 44 Mattias Cirino e con il 36 Edo Febbo. L'arbitro è Marcolin, l'ausiliario è Gabriele Marini di Lodi. Partita, come vi ho annunciato nella breve intro, davvero importante. Gara che il Seregno viene dalla sconfitta 3-1 in Valdagno. Seregno che però ha un Mauro Fiazza, una delle colonne portanti della formazione brianzola, che non è al meglio, una frattura al pollice della mano destra, e quindi rimediata nella gara di Under 23 contro il Monza, 3 settimane or sono, però insomma un problema che lo condiziona. Vediamo i quintetti. C'è Casari con Menendez, Tudela e Pedroni dall'altra parte, sì, che tocca e va proprio a scambiare con Casari, e Seregno con Pasquale Cirino, Tessarolo e proprio Fiazza che prova ad andare via Menendez. Arriva Pedroni che legge molto bene e poi arriva la steccata di Fiazza a Pedroni, blu record dopo 41 secondi. E dunque Marcolini rifila un blu a Fiazza. Adesso rivediamolo perché non sono ben riuscito. Sicuramente la steccata c'è stata. Vediamo, magari si riesce Matteo un attimo prima. Quindi 41 secondi e blu a Mauro Fiazza. Direi che peggio il Seregno non avrebbe potuto cominciarla questa partita. 41 secondi, un blu, io non me lo ricordo, devo essere sincero, devo poi andare indietro con la memoria. Dai 7:40 c'è pronto Tudela contro Dimone. La conclusione centrale, la palla resta lì e dunque tiro battuto sostanzialmente male da Tudela, da cui ci si aspetti qualcosa in più. Per Tudela, capocannoniere finora con Casari, i tiri diretti sono 4 su 10, un 40%, compreso questo in stagione. Qui Mattias Cirino che però bravo la punta di velocità e il break uno contro tutti a fare un po' di possesso.
porta a spasso la pallina e poi va molto bene da Riccardo Tessarolo, chiede la linea di passaggio, la ottiene, ma Pedroni ancora interviene e anticipa. Ha sicuramente portato via una ventina di secondi abbondanti il break di Mattias Cirino. Qui Casari centrale, scarica, attenzione, Tudela sul secondo palo, Pedroni, Tessarolo chiude molto bene la diagonale e va a salvare ha postato sul palo dal lato debole proprio Pedroni, ancora Tudela dentro, però Pedroni si era schiacciato troppo. Riccardo Tessarolo può provare a ripartire, Tessarolo uno contro tutti, ma già con l'arrivo in chiusura di Casari va da Menendez. Meno di un minuto ancora di power play per la BDL Minimator Correggio, sempre 0-0. Tudela ha fallito il tiro diretto, qui la conclusione telefonata di Pedroni, da lì difficilissimo fare gol a Dimone con un tiro piazzato a difesa schierata. Ancora 44 secondi di power play per il Correggio. Si stanno parlando molto Pippo Dimone e con Pasquale Cirino e Tessarolo, i tre del triangolo difensivo. Pasquale mezzo a due, va a perdere una pallina pericolosa, può quindi attaccare subito il Correggio. Casari e Pedroni sul secondo palo, Tudela al volo, tiro spazzato ma colpito non bene dal cileno, reduce dai mondiali di Novara, negativissimi per il Cile, mondiali di Novara anche per via di condizioni organizzative e logistiche davvero molto negative da parte della formazione cilena. Occhio qua Dimone, è lui con la punta della stecca, la prontezza di un portiere andare a trovare l'anticipo col bastone di Pippo Dimone, e Casari va a attaccare ma rientra adesso Fiazza, quarto uomo di movimento. Attenzione, Tudela fermato, Fiazza al volo, è entrato anche un paio di secondi in ritardo. Qui blocca la pallina Pedroni con il pattino, sfuma questa possibilità del Correggio dopo 41 secondi. Ripetiamo, cartellino blu per Fiazza e dunque sfumata. Attenzione a questo passaggio che però Menendez buca quasi clamorosamente, lasciando libero Tessarolo che recupera e Seregno che può ripartire. Pasquale mette in mezzo, Tessarolo quasi a metterci la stecca. Buono l'ingresso laterale di Riccardo Tessarolo. Mattias Cirino prova punta e velocità in mezzo a tre. Mattias Cirino, Seregno che ha un po' più di personalità rispetto alla sfida col Valdagno e forse anche quei 2 minuti di inferiorità. Occhio Cirino per Pasquale, la piazza, la palla è fuori con la deviazione di Menendez. E vi dicevo della partita di Valdagno di mercoledì scorso in cui poca personalità contro la squadra di Rigo, e invece il Correggio che ha riposato, ma tutte le avversarie che giocano con il Seregno nel turno precedente osservano un turno di riposo, quindi può essere un vantaggio, può essere uno svantaggio, perché a volte quando si fa un turno infrasettimanale sicuramente è un vantaggio, ma quando si gioca da sabato a sabato 2 settimane senza giocare può farti perdere il ritmo partita. Poi insomma non è come giocare 2 partite di calcio una dietro all'altra, insomma l'hockey si recupera facilmente. Qua Tudela, la palla che resta lì e la salva. C'è anche una mezza steccata sul braccio di Tudela e Marcolin di Bassano Le Grappa ha lasciato proseguire Davide Marcolin, giovane arbitro di Bassano. Ora Fiazza supera la metà pista e si rifugia da Mattias Cirino. C'è forse un varco centrale, non ne approfitta. Attenzione perché perde la pallina su Pedroni, che è molto bravo perché va a recuperare la qui intanto col gambale rasoterra, intervento scomposto ma efficace. Occhio a questa palla persa in uscita da Pasquale, arriva ancora Pedroni, allarga sul gancio, protagonista assoluto in questo inizio di partita Manuele Pedroni. Per lui già 15 gol in questa primavera stagione da insomma titolarissimo, classe 2007 Manuele Pedroni. Attenzione alla conclusione di Tudela sui parastinchi di Cirino.
Adesso si sta un po' alzando anche proprio la tensione col vociare in pista degli atleti. I Pedroni per Menendez, Casari che è un po' il metronomo di questa squadra, 19 gol per lui, una sfilza di assist anche, un lavoro davvero di crescita enorme qua. Cirino sui pattini di Menendez, poi Menendez col fisico che però va a schiacciare in balaustra Mattias Cirino. Fallo di squadra, il secondo contro il Seregno. E dunque Cirino per Pasquale. Al gancio Pedroni, la palla resta lì, danzano, si salva. Poi ne ha Pasquale con Veronica con la palla che gli si è infermata, incollata tra i pattini, ne ha ritrovato il possesso, ha rischiato veramente il coraggio di andare in 1 contro 0. Ora Mattias Cirino, c'è Marco Tremolada pronto sul cambio, Cirino laterale di sinistra, la fascia preferita del San Juanino. Pasquale sale, Tessarola a portare il blocco, occhio a Pedroni, il fallo per un blocco in movimento. Altro mezzo pasticcio del Seregno che ha rischiato più di una volta di lasciare spazio, c'è troppa leggerezza soprattutto nella parte finale, nella parte iniziale dell'azione quando si è in uscita dalla propria metapista. Più di una volta ha rischiato il contropiede in campo aperto la BDL Miti Motor Correggio. Ora Tessarolo per Pasquale dalla propria area, questa volta non rischia perché con un passaggio di 40 metri poi Fiazza pressato da Menendez e Pedroni, viene via questa volta Pasquale bene con un gancio, la gran bordata lì, prende il rebound e il miracolo questa volta è di Pedroni. Gran numero di Enea Pasquale, il gancio, la conclusione, poi è andato a prendersi il rimpallo, il rebound del portiere. Qua vediamo cosa succede, fallo di squadra, il giocatore a terra qui, Tutela si lascia andare, poi stende Pasquale alla balaustra. Marcolin secondo me non ha capito molto quello che è successo in queste azioni. C'era una simulazione galattica di Tudela che si è lanciato quella mezzo secondo prima del contatto con l'avversario in area, e questo è wording da regolamento, e poi ha schiacciato in balaustra, fallo identico a quello di Fiazza dall'altra parte, no? 2 pesi 2 misure per il giovane Marcolini in questo inizio di partita, infatti è andato a dialogare con Giaroni senza cartellino giallo. Pasquale per Tessarolo, molto bravo Casari a cacciare la pallina, ma c'è Marco Tremolada dell'angolo, Tremolada si rifugia, ne ha Pasquale, non c'era nel passaggio, difende molto bene il Correggio, occhio perché Tessarolo ha questa pallina sulla stecca, poi va leggero da Marco Tremolada, giocano in 2, si esce, bravo Tremolada a dare da Fiazza. Correggio davvero ha sporcato una quantità infinita di azioni il Seregno, tranne forse quella di Enea Pasquale che ha l'occasione più colossale di questo inizio di partita, ad eccezione del tiro diretto dopo 19 secondi. Il Seregno non è mai riuscito ad andare a tirare o a provare a fare giocate in tranquillità, perché il Correggio ha difeso molto bene. Qua Tessarolo trova Pedroni nella sfida tra numeri 7 e poi il nativo di Bassano del Grappa che va a lottare proprio con Pedroni, occhio perché c'è Tudela che caccia la pallina con la mano sinistra, mancino Tudela, poi prova ad andarsene, fallo di squadra contro Tessarolo, il Correggio se n'era già andato e non c'è il vantaggio. Dunque Tudela davanti a sé Fiazza, 8 minuti se ne sono già andati, 0-0 sempre, un tiro diretto dopo 19 secondi per il Correggio, un paio di buone incursioni, una doppia occasione nata da un'azione individuale di Enea Pasquale, qua alza e schiaccia di Casari con fantasia dall'uscita dietro porta, palla larga, Pasquale lotta, avete visto però che ancora Menendez era sulla pallina e ancora rischiato un aggancio Pasquale dalla propria metà pista. Pedroni in tiro alla conclusione sul ribattuta del portiere, c'è
Poi il recupero da parte di Tremolada, troppo leggero qui Pedroni, qui Menendez deve uscire dalla propria metà pista, non lo fa e dunque trascorrono i secondi. Però ha toccato il portiere, quindi era azzerato, secondo me erano 10 perché, boh, vabbè, comunque Marcolin ha dato i secondi, un conteggio che non ho francamente capito. Poi Tessarolo per Pasquale, ancora prova la conclusione, questa sera ha nelle corde, ne ha Pasquale il tiro. Marco Tremolada è mezzo a 3, Tremolada prova all'angolino, c'è Tessarolo. Uscita da dietro porta, Tessarolo prova l'alza e schiaccia, è stato pericoloso, un paio di azioni di Seregno, adesso va di là, Pedroni, Dimone, con un gran conclusione da parte di Emanuele Pedroni, in diagonale non potentissima ma davvero velenosa, è dovuta andare in controtempo, qua Pasquale, eccola la palla persa, occhio al Correggio che va di là, Casari, Pedroni, arriva Fiazza, qui ha troppo impreciso Casari, Fiazza che recupera ancora Fiazza, va con un pattino stecca a Tudela, poi va a recuperare pallina, torna poi Fiazza con rovescio a 2 passi, è bravissimo Pedroni, Sacco che attraversa, gol, Fiazza clamoroso con un pollice fratturato, la palla sotto la traversa, il meritato vantaggio del Seregno per quanto prodotto negli ultimi 3-4 minuti. Qui Correggio ha mollato un po' la pressione difensiva, l'intensità è scesa proprio di un grado e ha concesso forse anche troppe occasioni all'interno dell'area. Nasce tutto proprio da quell'azione di Pasquale, il tiro al rimpallo che ha un po' dato anche, volendo quella situazione, il coraggio anche al Seregno di provare ad attaccare di più. Di Fiazza che ha avuto nell'azione precedente una smorfia di dolore proprio su quel pollice, ricordiamo fratturato 20 giorni fa, non è una cosa da poco, quando poi si stringe una stecca alla hockey con quei guanti, insomma il male c'è, quindi qualcosa di eroico, ma questo Seregno deve stringere i denti, non ha un piano B, e soprattutto alla luce della vittoria del Modena contro il Montecchio per 4-1. Dunque 10 minuti, anzi 9:44, la conclusione di Fiazza che ha battuto un Pedroni finora perfetto. Federico Pedroni, Emanuele Pedroni intanto vedo Caroli pronto al cancelletto, Menendez e Casari che però ha un problema nel stoppare la pallina e Seregno già recupera Fiazza, ancora Fiazza attaccato da 2 avversari, poi Cirino per Fiazza, finta al blocco Pasquale e poi taglia con una Veronica Fiazza, una pallina troppo pretenziosa per Marco Tremolada. Ora Caroli, Menendez che va a fare sportellate con Marco Tremolada, ora Tudela di sponda per Pedroni e poi la palla resta lì, un flipper e ne ha Pasquale che può lanciare Fiazza, poi Cirino sulla laterale di sinistra, ancora Cirino, un fallo di squadra fischiato credo a Fiazza, sì. Non corre del feeling tra Marcolini e Fiazza nella maniera più assoluta. Cirino si era comunque acceso qui, il fallo evidente di Pedroni su Pasquale e i due stavano battibeccando, si è fatto proprio pescare con le mani nel vasetto della marmellata la Marcolin, fallo di squadra contro il Correggio. Qua la gran conclusione di Pasquale e la gran parata di Pedroni, on fire e ne ha Pasquale, on fire e ne ha Pasquale. Toto Bastias, lo vedete, preparatore dei portieri del Correggio e non solo, ex portiere della nazionale cilena, ragazzo splendido che lavora da anni nel davvero bella società come quella di Correggio. Ora Tudela, laterale di sinistra, apre per Menendez,
Mendes cerca un passaggio, ci sono sempre Pasquale e Pedroni agganciati al centro dell'area a fare sportellate. Ora Casari, bravo a saltare Marco Tremolada e a ridare da Tudela, poi Tudela con questa pallina clamorosa, poi Casari che forse avrebbe fatto meglio a lasciarla andare. Tremolada fa tutto troppo tardi, nel senso che va a schiacciarsi. Arriva Cirino in mezzo a due, ancora Cirino, c'è Tremolada per una linea di passaggio, può uscire Cirino, Pasquale, stop, tiro! E che l'incrocio dei pali! Mamma mia, la conclusione di Neo Pasquale, altro che on fire questa sera. Due conclusioni superbe, un'altra di rovescio con la parata di Pedroni e questa che prende l'incrocio ed esce. Sarebbe stato un gran gol, ha proprio preso la mira, entra Luca Vaghi, entra Luca Tremolada, manda a respirare Neo Pasquale in un formato davvero altissimo livello. Questa palla, Caroli subito servito, la prima azione, la prima verticalizzazione, forse la prima occasione in cui il Correggio va in verticale e qui viene trovato Caroli che prende il posto, ha preso il posto del compagno amico Pedroni. Ora Cirino, e proprio c'è tutto il settore giovanile del Correggio che lavora da una vita su questi ragazzi e quest'anno i frutti comunque stanno dando, i frutti del lavoro stanno dando, si stanno vedendo, perché c'è solo il Breganze che ha così ammazzato il campionato ed ha vinto in casa del Correggio. Per il resto la formazione di Graneglie al secondo anno sta lavorando, molto bravo l'allenatore catalano, una crescita esponenziale di tutti gli atleti del Correggio. Ora Cirino, poi la palla passa Vaghi, attenzione alla conclusione da parte di Caroli, poi Luca Tremolada si salva il Seregno con Dimone qui lanciato in campo aperto. Era una situazione che ci aspettavamo da un po' e poi invece è capitata quando meno te lo aspetti, con questo primo testa a testa. Ora Fiazza mette in mezzo una pallina, non c'è Vaghi e c'è anche Tremolada. Cirino da sinistra prova a cercare Fiazza che però legge la traiettoria della sfera, la va a recuperare. 13 minuti del primo tempo se ne sono già andati. Cirino ha la pallina sulla stecca, la mette dentro e attenzione perché ne nasce un'occasione quasi colossale di Fiazza che ha sorpreso quasi Caroli. Ora dai e vai che però viene chiuso da Mattias Cirino e dunque palla per il Seregno decisamente differente da quello visto mercoledì a Valdagno, con proprio un altro carattere. Ora Cirino per Luca Tremolada, termina tappista, va Mattias Cirino, 11-27 alla fine di questo primo tempo, fuori per Fiazza che da lì può solo mettere in mezzo una pallina accompagnata dal guantone mancino di Pedroni. Caroli Dimone e poi chiude bene Vaghi. Qua Fiazza deve saltare Caroli, poi Dimone e Cirino. Luca Tremolada sembra un po' giocare sulle uova il Seregno. E Luca Tremolada perde questa sfera, Correggio senza troppa fatica già in possesso. Menendez, davvero roccioso argentino del Correggio. Esce intanto Tudela ed entra Ernest Cinquini, eccolo qua. Ora Caroli cerca la linea di passaggio, scusate, Casari cerca la linea di passaggio, Caroli gli si faceva di fronte. Adesso Cinquini da lontanissimo, la bordata, palla alta, arriva Caroli a lottare con Fiazza, ma la sfera è alta, sopra il 1,5 m, 10 alla fine. E si parte da dove è stata colpita la pallina, da parte di Cinquini, quindi punizione nel settore offensivo del Seregno che sempre avanzi 1-0 con il gol di Mauro Fiazza. Su Tessarolo che è rientrato in pista, la diagonale di Tessarolo e da lì ha un buon tiro, così ha deciso la vittoria di Bassano con un diagonale proprio da quella posizione. Ancora Tessarolo per Luca Tremolada, sale Vaghi,
che poi nel traffico ha dello spazio Cirino per provare a saltare Menendez, ma si rifugia da Tessarolo. Ancora Tessarolo, gira dietro porta. Tessarolo può provare l'alza e schiaccia, gli esce molto male dalla stecca. Arriva Cinquini, Vaghi, pressione alta anche di Tessarolo. E Seregno che adesso ha alzato il baricentro e si vede, perché sul pressing di Luca Tremolada c'è Tessarolo. Tremolada, la palla è lì, arriva vuoto Cirino, occhio perché è un 2 contro 1. Cinquini, Vaghi chiude tutto, poi Dimone salva e si salva il Seregno, che fate vedere impressione. Poi se la coperta è corta va a finire che si concedono palline facili. Adesso Casari, la palla sopra la traversa. Se magari, io chiedo scusa, spesso Casari mi parte Caroli, quindi davvero dovete perdonarmi da casa, so esattamente chi sono, ma i lapsus. 9:15, time out. A vedere quello che succede nel resto del mondo hockeyistico. Novara 2, Valdagno 1 col cambio di panchina, l'addio a Punset, l'arrivo di un novarese come Paolo Campanati. Follonica 2, Monza 0, Lodi 1, Grosseto 0, Giovinazzo e Sandrigo 0-0 in Serie A2. Role Bassano e Breganze 0-0, Tiene 1, Trissino 0. Il gruppo B, il Matera ha battuto 3-1 il Camaiore, Pumas è avanti 1-0 col Follonica e Prato Viareggio 1-0. Col Montecchio, ricordiamo, ha vinto 4-1 l'Amatore Modena, ha battuto 4-1 il Montecchio, l'Amatore Modena quindi 4-1 con un rosso a Franco Giuliani senior, doppietta di Ettore Barbieri, gol di Eimi e dell'Odigiano Pochettino. 9:15, si torna in pista in un bellissimo primo tempo, vivace, sicuramente la partita più alta intensità di questa stagione vista al Palazzo Maschini. Cirino finta il passaggio, poi se ne va Cirino contro tutti, Pedroni deve intervenire e dunque quando parte Mattias Cirino così è davvero il giocatore più possibile da fermare della categoria. Le sue progressioni in velocità, pallone malissimo, bella conclusione, si è scaldato adesso Caroli, ha fatto partire una gran sassata, bravo Dimone andare a chiudere per Alessio Caroli. Ricordiamo, lui è classe 2003, solo 4 gol in quest'anno, ma insomma il suo apporto è anche molto altro. Qui Luca Tremolada che va dritto su Menendez, va quasi a recupero. Eccolo qua Caroli che va con un passaggio interessantissimo per Cinquini e arriva Cirino che gli sradica la pallina dalla stecca, poi lo salta in velocità, gran numero di Cirino, occhio a Vaghi che mette in mezzo la pallina e poi è bravissimo Pedroni di là con Caroli testa a testa, Casari, Pippo Dimone, colossale occasione, ma è la terza in campo aperto del Correggio. Seregno che lascia veramente troppo al Correggio e ora può andare di là ancora con la conclusione da parte di Casari che rimette in mezzo la pallina di Dimone con la stecca, la stoppa, la concede a Tessarolo adesso, Tessarolo! Un gancio a 1000 all'ora, si salva il Correggio dall'altra parte. Correggio che è sotto 1-0 ma che davvero ha sprecato un tiro diretto e almeno 3 occasioni in superiorità di 2 contro 1 in area, forse anche 4. E Seregno che dall'altra parte si fa pericoloso, qua altra palla persa da Menendez, Luca Tremolada, il tiro è troppo strozzato ma arriva Tessarolo, ma è bravissimo a toccarla Caroli che ora se ne va dall'altra parte da questa bella partita a Casari e poi Cinquini che cade, giustamente non si lamenta, qua Vaghi che fa pattino con un sottogamba, poi lascia la pallina lì a Cinquini e deve tornare a pressare per tenere un minimo alto il Correggio, impedire di ripartire 7-14 alla fine. Casari con il timing a lui più congeniale da Menendez e Cinquini, c'è Caroli adesso, Pippo Dimone davvero perfetto in questi primi 18 minuti, un fattore qui, gran pallina da parte di Alessio Caroli,
lo dicevo un attimo fa, c'è tantissimo al di là dei gol da parte di Ale Caroli, e l'assist centrale davvero immaginifico per Cinquini, correggio molto molto pericoloso in diverse situazioni. In ripartenza è arrivato tante volte davanti a Dimone. Stasera davvero dimostrato di essere un portiere di categoria superiore. L'ha già fatta la Serie A1 e in A2 è davvero un fattore. Pippo Dimone. E Leonardo Reggio, suo vice, anche lui vice questa sera, ma in realtà tante partite, ricordiamo, Coppa Italia, che il Seregno ha chiuso con 4 vittorie e 4 sconfitte, 185 minuti di imbattibilità. Dell'hockey 185 minuti di imbattibilità sono tantissimi, sono 2 partite e mezzo, e non è cosa da poco. È vero che una era con il Pico, ma insomma le altre, tra l'altro una di Reggio è proprio col Correggio, quindi 5-0 con la serata, ma insomma la Coppa Italia era una cosa, il campionato un altro, soprattutto ora che siamo arrivati alle soglie del mese di aprile, quindi quello decisivo. Il 26 si chiuderà la regular season, sicuramente la post season, matematicamente parteciperanno il Breganze e questo Correggio. Raffiazza per Pasquale che stoppa la pallina, ma poi arriva Menendez. Pasquale è davvero appiccicato al giocatore argentino, non gli consente di andare a concludere nonostante l'intensità. 4 falli di squadra mentre siamo entrati negli ultimi 6 di gioco di questo bellissimo primo tempo. Qua Casari a mezza altezza, c'è una gran pallina, Cinquini non arriva, anche molto ben marcato. Poi Menendez e adesso Caroli, attenzione a ciò che inventa. Il blocco di Casari è irregolare e dunque il Seregno recupera sfera e con Mattias Cirino, Carlo Tessarolo. C'è in pista il starting 5 adesso per Luca Giaroni. Tessarolo per Cirino e carica la gran parata da parte di Pedroni, distinto puro. Qui Pasquale va a contrastare Casari e dai 5:40 voglio rivedere questo contatto. Grazie Matteo. Vediamo questa gran pallina sul quale la stecca di Pasquale tocca la gamba destra. E dunque c'è il rigore, warding a Enea Pasquale che va via, è già detto che sia un warding non un blu per il Seregno, e dunque a 5:16 rigore dai 5:40. C'è Diego Casari 3 su 5 in campionato finora. Complessivamente sono 4 su 8 col 50%. Diego Casari 19 gol in questa stagione in cui sta facendo veramente molto bene. Se il Correggio è secondo è anche merito del 55. Il dischetto, Casari, la parata di Dimone che va a pantaglia, resta quasi immobile, conclusione troppo centrale. E dunque il tiro, anche dopo il tiro diretto, anche il rigore viene parato da Dimone. Entra Righi, eccolo qua, Edoardo Righi. 2003 di Mattias Cirino. Matti Cirino prova la punta di velocità, Cirino in corsa e poi Righi va a concludere e poi fischiato un fallo a Fiazza che era all'interno della lunetta del portiere. Qui Cinquini riesce a saltare Tessarolo e poi Righi va a giocare. Qui c'è un fallo che non ho visto perché stavo guardando Righi. Vediamo cosa è successo. Sì, i due si toccano. Non riesco. Riesci? No, vedete che con Ernest ovviamente no. Ragazzo d'oro Ernest, quindi davvero non c'è nulla. Sono situazioni di gioco. Si sono, avete visto Nea Pasquale immediatamente chiariti
falli di squadra 6 contro il Correggio, 4 contro il Seregno. Tessarolo per Cirino che deve passare la metà pista per evitare i 5 secondi difensivi, la lascia da Tessarolo fa quasi tutto bene, Menendez gliela scippa proprio al momento di andare a concludere. Ora Righi per Caroli, poi arriva Tessarolo a chiudere una gran pallina. La maturità di Riccardo Tessarolo, la crescita di Righi Tessarolo, del ragazzo nato nelle giovanili del Bassano 54, ma affinatosi totalmente con Luca Giaroni qui a Seregno, occhio a Fiazza, viene attaccato da dietro, si salva qui, è sbilanciato il Correggio perché ne ha 3 sul lato destro. Bravo Pasquale, andare da Fiazza, non si chiude il triangolo offensivo con Tessarolo perché c'era Menendez proprio sul numero 7, forse il miglior Seregno nonostante le occasioni concesse al Correggio, ma per così intensità, se vogliamo, che sicuramente la fase difensiva del Seregno ha fatto molto meglio in altre situazioni. Qui Tessarolo prova a prendere velocità, poi si mette schiena contro schiena con Menendez. Il fallo è di Tessarolo e Caroli è già partito. Fiazza deve andare a concludere, prende un colpo sul volto. Marcolin se ne avvede. È stato anche bravo Marcolin a fermare il gioco, a capire che l'involontarietà da parte di Caroli che ha colpito il volto di Fiazza, che infatti guardate Caroli, siete inquadrati, vedete, insomma Alessio Caroli è un ragazzo d'oro, Fiazza è oro colato anche lui, e giustamente Marcolin ha fischiato, ha fatto molto bene, tutto a posto per il giocatore. Guardate, si tiene il volto, tiene la stecca con un polso, col dito fratturato. E ha fatto gol. Cosa bisogna dire a Mauro Fiazza? Però insomma Luca Giaroni nel prepartita gli ho chiesto un po' le situazioni, lui disse testuali parole: non me ne frega niente, devono stringere i denti, e per la partita di questa sera non c'è veramente sconti per nessuno. D'altronde è questo lo sport, quando magari non sei al top devi davvero far necessità virtù e dedicarti a dare il massimo, anche se hai del dolore giochi sul dolore, perché è così la vita dell'atleta, spesso si gioca sul dolore. Qui vediamo tante azioni, guardate questo contropiede 2 contro 1 in campo aperto con Caroli, che nonostante si sia allargato riesce a dargli un'ottima palla. Qui l'altra palla di Caroli per Cinquini, nel giro di pochi secondi 2 invenzioni del ragazzo correggese, di Alessio Caroli, 2 invenzioni importanti, ma poi ha avuto davvero tante situazioni, questa anche quella che ha portato poi al rigore, parato la Dimone. Insomma Dimone finora perfetto davvero. 3:24, volevo andare a vedere un po' cosa succedeva sugli altri campi. Fondamentalmente nulla di interessante, se no che Roller Bassano avanti 1-0 sul Breganze, gol di Rigon, e il Tiene vince 1-0 con il Trissino, il gol è di Ballardin. Qui 1-0, il gol è di Fiazza. 3:24 a fine primo tempo, Righi per Caroli da Menendez, sale i Cinquini a portare il blocco, che non arriva perché c'è la palla in uscita da dietro porta per Righi, e ancora Menendez, centrale, giro a 3 adesso Caroli, invece taglia Menendez, finta di un giro a 3 ed è un bellissimo schema del Correggio. Con la finta del giro a 3, il taglio verticale, l'uscita di Cinquini, palla al volo. Complimenti a Granelli per la costruzione di questo gioco in uscita dal time out. Voto 10 all'idea, voto 7. Attenzione qua Pasquale che poi la colpisce male, si salva Pedroni. Davvero interessante la giocata del Correggio, vi dicevo. Dall'altra parte va data invece vicinissimo con un break il Seregno. Qua Righi, ancora Righi che salta 3 avversari, poi sullo slancio la palla resta lì, Fiazza se ne va, Tessarolo taglia, Fiazza l'accompagnato di Fiazza, e trovi le energie per andare a tirare, lo sa solo lui. Poi Cinquini attaccato da Cirino, chiude ancora Fiazza, si va da Caroli, ancora Caroli gira dietro porta, e poi Menendez da fuori area, si affaccia Tessarolo, e ancora Caroli, fallo in attacco, la stecca alta, vedete come mima il gesto qui sotto Marcolin, Davide Marcolin, poco meno di 2 alla fine, e ne ha Pasquale per Cirino.
Adesso sale tantissimo il Correggio, taglia Cirino, arriva Pasquale con rovescio, la parata ancora di Pedroni. C'era davvero Cirino e Pasquale in grandissima condizione. Mattias Cirino, gioco 3, ancora Tessarolo, va in profondità, più per non lasciargli la palla sulla pressione di Menendez che non per una giocata, e quindi Righi ne può approfittare. Righi, però Tessarolo recupera la pallina, ancora Tessarolo, Tessarolo va dall'altra parte, dentro, arriva Fiazza, vediamo Pasquale che è per terra, poi c'è uno scontro di Caroli su Fiazza. Marcolin va da Pasquale. Vorrei avere, ve lo giuro, un audio lì per sentire cosa sta dicendo Enea Pasquale. È un ragazzo meraviglioso, ve lo posso dire, confermare. Come giocatore stasera lo avete visto, è davvero ha di quei guizzi, come ragazzo splendido. Perdesse, come gli dico sempre, un po' meno così a protestare e a perdersi a volte in lamentele dove più o meno il 20% della sua adrenalina se ne va in quelle situazioni. Ma cosa vogliamo farci? Sono ragazzi di 20 anni, quindi hanno tutti i pregi e qualche difetto, ma chi non li ha a questo mondo? E ne ha Pasquale che va con questa pallina sotto gamba e chiama un passaggio. Tessarolo arriva con un secondo di ritardo, ma poi riesce ad aggirare la porta. Arriva Menendez, arriva Tessarolo. La punizione è perché probabilmente Pedroni ha toccato la pallina con la stecca al portiere dietro porta. Punizione all'angolo, 36 secondi e 3 decimi alla fine del primo tempo, sempre 1-0, decide Fiazza. Mattias Cirino, centrale, ancora Cirino, Cirino si apre, Pedroni esce molto molto bene, va già di là al Correggio, occhio a Menendez che però invece tira molto male perché va addosso a Fiazza, poi arriva Cinquini e l'arbitro dice non c'è niente e poi gira un fallo di squadra contro il Seregno. Non ho capito perché il fallo di squadra contro il Seregno, ma sul fatto che non ci fosse niente, nel senso era arrivato abbastanza sbilanciato Fiazza. Dunque il time out chiamato da Granei a 14 secondi alla fine. Punizione all'angolo, Cinquini e Caroli. Vediamo cosa ha chiamato Granei, sicuramente una giocata, ci sono Cinquini che esce molto bene dal gioco a due insieme a Righi, la sua conclusione però è alta, 7 secondi alla fine, poi va Cirino che vuol portare a casa l'1-0, girando dietro porta senza rischiare nulla. Finiscono qui i primi 25 bellissimi e intensissimi minuti. 1-0 decide Mauro Fiazza. Noi ci risentiamo tra 8 minuti.
Bentornati dal Palazzo Maschini di Seregno. È il secondo tempo di Seregno Correggio. 1-0 decide il gol di Mauro Fiazza, siglato dopo 10 minuti di gioco. Seregno sta giocando una partita molto intensa, soprattutto in fase offensiva, ha creato tantissime occasioni rispetto al solito, e in contrapposizione ha concesso molto al Correggio in fase di ripartenza, almeno 4 occasioni in campo aperto, 2 contro 1, 1 contro 0, e almeno 3-4 volte ha messo il portiere proprio davanti a Dimone. Però finora con il Dimone di questa sera non si passa. Un tiro diretto, curiosamente, dopo soli 19 secondi, un record assoluto per un blu rifilato a Mauro Fiazza. Il tiro diretto parato a Tudela, il rigore poi respinto a Caroli. Sono le ciliegine sulla torta di una prestazione perfetta da parte di Pippo Dimone. Ora Correggio con Pedroni, che ha giocato una gran partita, battuto veramente solo dalla gran conclusione di Fiazza all'incrocio dei pali. Poi quindi Manuele Pedroni, Federico Pedroni con Casari, Righi e Olban, che non è stato ancora schierato. Sì, c'è anche Matteo Olban, giovanissimo talento correggese. Lui mi sembra classe 2007, novembre 2007, quindi siamo vicini al 2008. Ricordavo un 2008, anche se il più giovane resta quindi Luca Vaghi, che è un 2009 del Seregno, l'avete visto ma lo rivedrete ancora. Cirino, Fiazza, Pasquale e Tessarolo, questo ormai è il quintetto base del Correggio, del Seregno, il Correggio che va di là, vicinissimo ad andare nuovamente in campo aperto. Casari su quella pallina persa da Tessarolo sta litigando con la pallina Tessarolo, che ancora gli salta sul bastone. Adesso Pasquale Fito, un passaggio per Cirino, va da Fiazza. Fiazza ha proprio Holban su di sé. Tessarolo che poi carica e c'è Casari che devia. Arriva Tessarolo che gira di prima intenzione una pallina. Avrebbe potuto fare più forse control game. Pedroni, numero 7. Manuele Pedroni l'abbiamo visto in primi 10 minuti. Poi gli è subentrato un Caroli davvero forse tra i migliori dei suoi. Qui recupera la sfera il Seregno su questo tentativo proprio di Pedroni. Qui Fiazza non si avvede di Pedroni. Il fallo viene dato a Pasquale che blocca in balaustra proprio Pedroni. Momento un po' così confusionario. In classifica il Breganze sta perdendo 2-0 in casa del Roller Bassano e a 46 il Breganze, a 39 il Correggio, a 31 lo Scandialo, quindi insomma lontanissimo, e a 24 il Montecchio per Cancino. Questa sera conclusione di Casari, Pasquale per Tessarolo. Ora Tessarolo che gioca una gran pallina in mezzo a 2 con la finta di corpo, salta Pedroni, va da Pasquale e poi ancora Tessarolo per Cirino, ancora Mattias Cirino, sale Fiazza per dare una linea di passaggio. La difesa del Correggio che è stata la chiave anche in alcune fasi del match in cui davvero il Serio ha faticato e ha trovato spesso la soluzione con i tiri dalla media distanza. Poi qua Tessarolo, eccolo qua, il tiro che vi stavo dicendo è proprio quello di Riccardo Tessarolo. Dietro di lui vedete Matteo Farina con la felpa gialla, eccolo là proprio dietro, ex allenatore dell'Amatori Modena, ex allenatore del Seregno, attualmente risiede qui in Brianza e spettatore di questo match. Cirino per Pasquale. Cirino poi salta, Pedroni che aggancia quasi pericolosamente Pasquale fa un gran lavoro, Cirino che non taglia in verticale, era una pallina davvero immaginifica. Poi attenzione perché Cirino va a sradicare una sfera ad un Casari troppo leggero, occhio perché si alzano sia Holban che Pedroni. Tessarolo e Pasquale, poi Cirino, sale Fiazza,
Pasquale aveva dato una gran pallina a Cirino, la stava mettendo quasi davanti a Pedroni, ma Cirino poi si è, anziché tagliare verso la porta, si è fermato. Ora al centro Tessarolo in mezzo a tre, bravo Tessarolo a fare poi possesso, poi Righi, bravo a leggere la pallina, va di là Pedroni, Pedroni sul rovescio, il pattino di Fiazza, palla fuori e dunque falli di squadra 7 contro il Seregno, 6 contro il Correggio. 21:49 alla fine del match, 1-0. Palla che rientra in pista grazie a Maurizio Molteni, bistecca per tutti, conosciuto universalmente come bistecca. Qui la conclusione di Casari, stoppata da Pasquale che poi recupera, resta a terra Casari e ferma l'azione offensiva perché l'avversario è rimasto a terra. Non è nulla, si rialza Casari e dunque può ripartire il Seregno con Cirino che viene chiuso in balaustra da Pedroni. Si accorge con un secondo di ritardo Marcolin dell'infrazione del numero 7 correggese, che quando parte Mattias Cirino è davvero difficilmente contenibile. Qui troppo leggero, è bravo Olban a recuperare e andare in mezzo, e poi Cirino che recupera sfera e poi la pressione di Pedroni e ancora Olban, ma si salva Fiazza, stecca alta da parte di Cirino e Correggio che può ripartire con Olban. Ora Olban va da Casari, curiosamente Tudela non è più entrato. Qua la gran conclusione è la parata con la stecca, anche se centrale, da parte di Mone. Curiosamente Tudela non è più entrato, è fuori da quasi una mezz'ora e c'è out anche Menendez, però giustamente saranno freschi entrambi per il finale di partita. Qua va Casari col rovescio, arriva Tessarolo col patino, eroico Riccardo Tessarolo, andare a stoppare questa pallina, a prendersi una botta sulla parte interna del piede sotto quasi il malleolo. 4 minuti e 23 secondi di questo secondo tempo, sempre 1-0, sempre il gol di Fiazza al decimo. La gran conclusione adesso in corsa di Casari, stop e tiro di pregevolissima fattura a livello tecnico, ha stoppato e ha tirato in pattinata senza quasi alzare la testa e centrando la porta di Mone. Qui questa pallina per Fiazza che arriva in emergenza, ancora Cirino, porta blocco Fiazza, poi Mattias Cirino, Olban davanti a sé, poi Pasquale Fiazza, Pedroni resta a terra e poi si rialza, qua Tessarolo e poi Pedroni, Pasquale la recupera e tira e Pedroni salva. Un passo troppo avanti Pasquale sul rebound, avrebbe infilato a porta vuota. Qui c'è fallo contro il Seregno, ok, non ho capito perché poi Pasquale era andato per terra. Ora Casari e Pedroni, Righi, Casari per Righi, esce Pedroni, la palla centrale e poi credo la steccata di Pasquale a Pedroni.
secondo me anche secca. Matteo, la fai rivedere, perché Marcolin secondo me in questa azione non ci ha capito niente. Vediamo un po' se riusciamo a rivederla. Qui esce, alza, sì, gliela dà secca proprio sulla mano. Era blu tutta la vita per Enea Pasquale, ma tutta la vita blu per il numero 2 del Seregno, che ha dato una steccata fortissima sulla mano di Pedroni. Non ha visto nulla Marcolin, abbaglio colossale dell'arbitro di Bassano del Grappa a non dare il blu a Pasquale, gliel'ha proprio data secca. Ora Fiazza per Cirino, ancora Cirino, gira dietro porta, ancora Pasquale che guarda la porta avversaria e va da Fiazza. Tremolada nell'angolo, Tremolada davanti a sé Righi, poi sotto gamba col quale si ferma lì e poi scivola Tremolada. Punizione per il Correggio con Pedroni in velocità, Pedroni in mezzo a due, incurante dalla steccata presa prima. Attenzione perché è rimasto indietro un giro Tremolada, ma poi Olban, che dall'alto dei suoi 17 anni gioca una pallina davvero importante per come ha saputo liberarsi due giocatori e far ripartire i suoi. Righi, laterale di destra, ancora Righi, poi Olban e Casari, palla dentro, deviata pericolosamente da Cirino e poi Pedroni. Ora ancora va, manca un secondo alla fine dei 45 e dunque la difesa del Seregno ha tenuto molto bene contro l'attacco del Correggio, portandola ai 45 secondi. Ne mancano 17 e 45 alla fine della partita. Decide sempre il gol al decimo di Fiazza. Ora Cirino per Pasquale. Falli di squadra sono 8 contro il Seregno e 6 quelli contro il Correggio. Qui Marco Tremolada che va a lottare con Pedroni, che lo schiaccia alla balaustra. Il fallo di squadra è quello di Manuele Pedroni, che poi chiaramente avete visto va tranquillamente scusarsi i due. Si riparte con il fischio arbitrale di Marcolin. Cirino, questo numero di Marco Tremolada, questo numero di sbarcarsi Marco Tremolada, il passaggio di Cirino e poi la conclusione che attenta alla vita di Righi da parte di Casari, volea al volo una palla alzata in fase difensiva. Qui Cirino chiude bene, Olban molto bravo a chiudere Cirino Olban, però c'è Tremolada che riesce ad andare da Pasquale. Ora Pasquale che salta Casari, bravo Casari a recuperare in allungo, in estensione con la... Adesso Cirino centrale, occhio perché è un 3 contro 3, non ha voluto accelerare per andare da Pasquale, c'era dello spazio proprio per verticalizzare. Ora Fiazza che va a lottare con Righi in mezzo all'area, Pasquale dietro porta, situazione fermi, entra Luca Tremolada e poi tocca al portiere, bravo Enea Pasquale ad andare contro Pedroni, fa riazzerare il countdown dei 45 secondi. Ancora Pasquale che si accentra, la conclusione, la deviazione, la palla è larga. Pedroni, Luca Tremolada legge malissimo la traiettoria, ma c'è Marco Tremolada davanti a Dimone e va a deviare con la stecca questa pallina che però da lato a lato Pasquale fa arrivare a Marco Tremolada, centrale, Marco Tremolada, la botta, la palla fuori di un niente. Poi Marco e Luca Tremolada, i due fratelli, lottano e arriva il capitano del Seregno con la sfera sulla stecca. Gran botta di Marco Tremolada che ce l'ha da lì. Ora qui Pasquale però sbaglia, testa a testa, attenzione Pedroni, palo e la palla torna in pista. Numero di Pedroni, vicinissimo al pareggio il Correggio con una giocata da parte di
Manuele Pedroni, fammela rivedere Matteo, perché ha fatto un numero davvero di alta scuola, l'ha toccata appena appena, vedete qua l'errore di Pasquale. Pedroni testa a testa, oplai, gliel'ha fatta proprio picchiare sotto il guanto, la palla ha colpito il palo interno, ha danzato sulla linea di porta, è uscito dall'altra parte, l'occasione forse più clamorosa arriva dopo quasi 10 minuti. Si riparte, c'è Caroli con Casari, Pedroni e eccolo qua Tudela che è tornato in pista dopo tantissimo tempo. Luca Tremolada, Marco Tremolada, Fiazza e Cirino. Ora Pedroni taglia in diagonale per Casari che è in emergenza e lascia lì la pallina. Cirino bravo a chiudere Caroli, sarebbe stato un 2 contro 1 in campo aperto. Ora Tremolada e ancora Caroli a lottare con Tremolada, attenzione Pedroni, scusate, Pedroni fa tutto lui, era Caroli, ovviamente era Manuele Pedroni. Eccolo qua ancora Pedroni per Tudela, il cileno va da Caroli, bravo con questo sottogamba, poi per Tudela il rovescio di Mone fa guardia sul primo palo, steccata gratuita di Pedroni a Marco Tremolada che va a incassare il fallo numero 9 contro il Correggio, era a 6 un attimo fa, è arrivato a 9, qua Cirino in velocità, Cirino in area, Cirino e poi la doppia parata di Pedroni con una doppia occasione per Mattias Cirino. E vediamo, attenzione, il giallo a Tudela per simulazione, era nell'angolo, non sono riuscito a vedere bene. Matteo, se riesci a recuperarmi questa immagine ti ringrazio. Qui proprio sotto i tabelloni non riesco proprio a giudicare, ci vorrebbe una camera lì vicino. Questa invece è la parata di Dimone e dunque warning a Tudela che in realtà si era lanciato anche in area ed è il 10° fallo, attenzione, perché era quota 6, in pochissimo tempo è arrivato a quota 10, la simulazione di Tudela vale il tiro diretto sul quale si porta Mattias Cirino. Quest'anno 1 su 3, ma insomma il Seregno in tutto il campionato ha tirato 6 tiri diretti, 6, questo è il 7° e 5 rigori, è la squadra in assoluto che ha tirato meno, addirittura un quinto in meno del Breganze. E ora dai 7,40 va Mattias Cirino contro Pedroni. È entrato Salinas, è uscito Pedroni, ringrazio Federico Ciccone qui di fianco a me, e quindi c'è Salinas in porta a freddo, spedito in pista da Edouard Granell contro Mattias Cirino. Cirino, diamo il gancio, è bravissimo, molto bravo poi Salinas a intervenire. Ora Caroli, quindi fallisce il 10° tiro per il 10° fallo, il portiere del Correggio adesso è freddissimo, però attenzione a Marco Tremolada. C'è il cambio, entra Enea Pasquale per Fiazza, ma attenzione perché va Pedroni dall'altra parte e cerca una Veronica, poi non riesce a chiudere il movimento e dunque Seregno che può recuperare dopo l'ennesima pallina su cui ha rischiato il Correggio di andare 1 contro 1. Probabilmente non si sarebbe dovuto mettere di schiena o cercare la Veronica. Qua bravo Tudela a recuperare un'altra pallina.
Dunque tiro diretto di Cirino e la parata da parte di Nicolò Salines. Mentre esce Pedroni entra Menendez, quindi un uomo d'ordine difensivo per un attaccante che ha giocato molto molto bene Manuele Pedroni. Ora Cirino, ancora Cirino da lì, la palla gli resta molto sotto. È bravo Luca Tremolada a anticipare Tudela e andare da Pasquale. Ancora Marco Tremolada, 13 alla fine, quasi 3/4 di partita se ne sono andati. 1-0, decide sempre Fiazza. Ora Pasquale per Marco Tremolada, va da Luca. Ancora Luca Tremolada con Casari che lo anticipa. Caroli. E dunque adesso Caroli, Casari, Tudela e Menendez. 2 Tremolada con Pasquale e Cirino nel Seregno. Sta palla di Marco per Luca, dentro, stop e tiro! E la gran parata da parte di Pedroni! E qui fallo di squadra contro Menendez. Esce Salines e rientra Pedroni. Ha fatto il suo dovere Salines. E quindi rientra Federico Pedroni, che sta giocando una gran parata. Davvero Federico questa sera... tanta roba. Un quarto di partita alla fine, 12:20. Mattias Cirino nell'angolo, alza la testa e va da Luca Tremolada, porta a blocco di Pasquale. Luca Tremolada dalla propria area, un rovescio colpito malissimo, proprio senza nessuna velleità. C'era tanto spazio per poter giocare, invece ha, insomma, così regalato un possesso gratuito al Correggio, alla BDL Vitimoto Correggio. Caroli per poi cade pericolosamente Alessio Caroli sul rovescio di Tudela. Adesso Menendez e Marco Tremolada, raddoppia Pasquale e così fa recuperare Mattias Cirino. Tudela lo aggancia, la girata in alza e schiaccia di Mattias Cirino di pregevole fattura, ma la palla è fuori. Bravissimo Cirino, bravo il Seregno in stop e tiro. Qua stop e tiro da parte di Diego Casari, la palla è larga. Luca Tremolada per Pasquale. Ora Cirino, Veronica su Casari, Pasquale, Veronica, lo attacca Menendez, fallo di squadra numero 12. Il Correggio li ha raddoppiati nel giro di, penso, 6 minuti. E la quota 6 è già a 12. Seregno ha chiuso il primo tempo, se non sbaglio, con 7 solo a 8. Io che sta giocando un'ottima partita contro un grande avversario. Correggio seconda in classifica, tutte vittorie tranne 3 pareggi e il KO con il Breganze. Luca Tremolada attaccato da 2 avversari, qui manca proprio padronanza, qui Menendez si sbaglia, Marco Tremolada non riesce a leggere, errore del Correggio, ma qua resta libero, sagra degli orrori per 3-4 secondi di chi non sa l'uomo di chi e passaggi sbagliati, brutto davvero scena. Qui anche Caroli che lascia lì una pallina per Casari, che invece resta dietro la porta, un po' stanco adesso Casari perché davvero giocato la partita di grande sacrificio, ma non mi pare ci sia pronto un cambio per lui. Eppure insomma ha fatto vedere tante. Adesso Pasquale, cioè ha tante frecce al proprio arco il Correggio. Mattias Cirino, Cirino per Luca Tremolada. Luca Tremolada che va da Marco Tremolada, dai e vai con i 2 Tremolada e Pedroni salva, occhio perché di là c'è Tudela, palla alta, Seregno vicinissimo al 2-0, Correggio che si mangia l'ennesimo 1-1, ma il punteggio non cambia, sempre 1-0. Qua Cirino che lotta con Luca Tremolada, poi spalla a spalla con Tudela e ancora Mattias Cirino giocando una gran partita al 44. Era ancora dietro porta, ancora Cirino lì, Marco Tremolada, palo gol! Mattias Cirino e arriva il raddoppio del Seregno. E dai, sbaglio di qui, sbaglio di là,
il palo di Marco, il gol di Mattias e arriva al 2-0 del Seregno. Vedete Cirino che sta giocando davvero una partita di gran coraggio. Il palo, la palla resta lì al volo, il tap-in di Mattias Cirino, il gol numero 20 di questa stagione e dunque 2-0 a 9:40 dalla fine. Geroni dice qualcosa, che è caduta un po' d'acqua. Ok, quindi ne approfittiamo per una pausa. Avrei voluto fare una telecronaca a due voci. Prima o poi coinvolgerò. Di fianco a me c'è Federico Ciccone, che chi ha qualche annetto se lo ricorda per aver vinto un europeo giovanile con la nazionale di Marchesini negli anni 90 e uno scudetto anche con l'Amatori Lodi. E ne approfitto anche per salutare Francesco Ferrari, insomma, mio compagno di tante telecronache tra insomma Correggio, finali giovanili e campionati del mondo. Un abbraccio a Francesco. Spero di ritrovare presto. 9:40 alla fine, 2-0 per il Seregno. Una partita che è tutt'altro che finita perché il Correggio ha avuto almeno 5-6 occasioni clamorose davanti a Dimone. L'ultima di Tudela con la palla, tra l'altro, dopo quella conclusione di Tudela alta è nata anche il gol del 2-0. Tremolada chiede il passaggio, Cirino se ne va a campo aperto, Pedroni con la gran parata di Pedroni in campo aperto. Cirino, il Correggio per la prima volta, Marco Tremolada gli ha dato una pallina col contagiri, è arrivato davanti a Pedroni. 3-0 a un soffio il Seregno. Adesso Correggio con Tudela, Menendez e poi Caroli centrale, sfrutta il blocco in uscita da parte di Menendez, poi Casari, ancora Menendez, palo interno, c'è un muro davanti a quella porta per il Correggio. Secondo palo interno, più almeno un 5, aia, pallinata in testa a Maurizio Bistecca, che ne ha prese tante da giocatore, ma l'ha presa proprio secca sopra l'occhio adesso. Aia, aia, aia. Colpito da Luca Tremolada, insomma i due Tremolada sono un po' i figliocci di Maurizio Bistecca, quindi io dietro le quinte so che questa cosa di una pallinata in testa verrà ripresa ai dovuti modi non appena Bistecca si riprenderà, ma chi torno a scomodare chi segue l'hockey da tanti anni sa che personaggio è Maurizio Bistecca, insomma, di una simpatia incredibile, un mondo hockey da sempre, dagli anni 60 probabilmente, con il fratello che fu Tapo Molteni, compianto, fu anche portiere oltre che del Seregno, del Monza e anche dell'Amatori Lodi. Botta, proprio la pallinata è schizzata dalla stecca di Luca Tremolada e ha colpito piena fronte sull'arcata sopraccigliare il povero Maurizio Molteni, accompagnatore del Seregno da sempre e allenatore dei bambini del Seregno che ha un settore giovanile con 100 ragazzi, società formata tra settore giovanile e prima squadra da oltre 100 atleti, più 150 del pattinaggio artistico. I numeri di questa società nel 2012 a Seregno fondamentalmente non c'era davvero più nulla, qua al triangolo, ha delle costruzioni a gioco fermo il Correggio che poche squadre hanno, in uscita dal time out e dai giochi rotti. Occhio qua Menendez che ruba questa pallina a Cirino, ancora Menendez che al dente avvelenato per quel palo interno colpito. Ora attenzione Alessio, Caroli li salta tutti e va da Menendez. Adesso si è un po' addormentato o anche semplicemente un po' più stanco il Seregno, che ha giocato 42 minuti di grande sofferenza. Qua Pasquale, la palla salta, attenzione Menendez, Dimone ancora, segnate pure 6 sulla casellina di occasioni soli davanti a Dimone, forse ne dimentico qualcuna, mamma mia. Stasera in montaggio il buon Mauro Tettamanzi avrà tanto lavoro perché le occasioni del Correggio sono tantissime. Occhio, gran gancio di Caroli che lascia lì Pasquale, poi arriva il gol di Casari e dai, a 7:50 dalla fine Casari trova il 2-1. Correggio che non segnava su questa pista da tempo immemore perché in Coppa Italia finì 5-0, qui 2-0, quindi quasi oltre un'ora e mezza
in questa stagione, a cui andrebbe aggiunto anche il 7-1 del campionato dell'anno scorso. Al Correggio non va molto a genio il Palazzo Maschini, ma intanto a 7,50 si è riportato lì sul 2-1. Time out è chiesto da Giaroni. Si torna a giocare quindi sul 2-1 firmato dal Correggio. 7,44 alla fine. Tessarolo torna in pista per Marco Tremolada, quindi c'è fuori adesso Pasquale, qui Cirino, attenzione, la palla rischia di colpire anche Graneglie, pericolosissime queste palline che volano in tribuna. Si riparte con Tessarolo per Cirino. Qui c'è un placcaggio in puro stile rugbyistico, insomma. Sembrava più Tommaso Meloncello qua, Alessio Caroli, in questo placcaggio su Luca Tremolada. È il 13° fallo, tra l'altro, del Correggio. Raramente il Seregno arriva a 10, sia il Seregno che gli avversari. 13 sono tantissimi. Ma è tanta intensità in questa partita, con questa palla di Luca Tremolada che poi sfila a lato di Pedroni. Occhio, la centrale, la gran bordata da parte di Tudela. E poi Tessarolo, attenzione, Tessarolo e Menendez è bravo! Menendez da lì, una bordata senza guardare il compagno e chiede scusa, ovviamente, l'avete visto dietro la porta. Di potenza ha radicato la pallina Menendez, ma insomma Mauro Menendez ha davvero un fisico imponente. Qua anche Caroli, poi Dimone arriva su questa pallina e Tessarolo con Fiazza la recupera. Poi Tessarolo va a ragionare con Cirino, che però invece parte in velocità. Cirino, solo Luca Tremolada! Doveva solo buttarla in porta, la posizione non era semplice, l'assist del compagno invece davvero invitante, di un Cirino super lusso questa sera. Ora Fiazza, ancora Fiazza, centrale Fiazza, poi per Cirino. Attenzione Mauro, Fiazza, ancora Fiazza, prova a passare in mezzo a tratudere l'avversario. Non è fallo di squadra, ma un contatto. Cinquini con Tudela, è uscito Alessio Caroli. Strano, stava giocando bene Caroli, fuori. Dentro Menendez con Tudela che carica Dimone col guanto, non l'ha vista partire ma l'ha recuperata, bravissimo, parata tutt'altro che semplice qua per Dimone. Ora Fiazza, Luca Tremolada, ancora Luca Tremolada per Cirino e Fiazza. Sale Tessarolo, qui si gioca da sponda a sponda. Tessarolo ha cercato una linea ha dettato una linea di passaggio a Fiazza, prestato da Cinquina. Fiazza
Ora va da Tessarolo. Tessarolo, attenti, dai e vai per Fiazza, e Pedroni è bravissimo. Bravissimo Tessarolo a dettare la linea di passaggio, andare in angolo. Ora esce in mezzo a due Cirino. Che assist per Fiazza. E dunque... Ora attenzione. Casari fermato bene da Luca Tremolada, poi passaggio scolastico di Ricky Tessarolo che lancia un 3 contro 2. Cinquini, Menendez, porta vuota, no, perché arriva Cinquini che anticipa Casari, poi Fiazza che salta Cinquini e poi finisce la corsa e Cinquini di prepotenza se ne va, Tessarolo lo insegue, occhio a Tudela e poi arriva contro a Dimone, anche lì la pista è finita, e Fiazza entra Marco Tremolada e non Enia Pasquale o Vaghi. Ora questa palla toccata da Cirino che è inesauribile, 7 polmoni questa sera, 3,50 alla fine, 2-1. Infinita questa partita, una vittoria davvero sarebbe fondamentale del Seregno che poi andrebbe in casa del Pico sabato prossimo. Ora Menendez, ancora Menendez per Diego Casari. Menendez, Tudela carica, bondata e deviazione con la palla che esce dalla pista. 3:26 il time out, lo chiama Edouard Graney. Eccoci qua per questi ultimi 3 minuti e 20. Menendez, Casari, Cinquini e Tudela. Tessarolo, Fiazza, Cirino e Marco Tremolada. Ora finiscono i 45 secondi, ancora una volta il Seregno aveva portato ai 45 secondi il Correggio. Adesso qui Fiazza legge tutto Menendez su questo passaggio di Fiazza per Marco Tremolada, qua Tudela, primo gancio, bene, il secondo no, Menendez, occhio Tudela, Menendez da solo, la palla persa da Marco Tremolada e arriva il 2-2 di Menendez, Mauro Menendez. Il Seregno ha davvero buttato via un'occasione, qui Marco Tremolada si dispera, ma ha lasciato lì una pallina sanguinosa. È arrivato il 2-2 del Correggio, meritatissimo il pareggio della BDL Miri Motor che ha davvero sprecato tantissime occasioni. Ma occhio perché manca 2:45, ma il Seregno è un po' così alla canna del gas. C'è fuori anche Nea Pasquale, dentro Fiazza, occhio Cinquini che anticipa. Adesso Casari, ancora Casari per Menendez, a Casari per Righi, è entrato anche Righi, rotazioni davvero a 10 giocatori assolute per Edouard Granier che ha un lusso in una partita poi ad altissima intensità come questa, un lusso per la categoria. Si è cercato, attenzione, Fiazza sul secondo palo per Cirino, Righi apre, l'arbitro ferma,
Cinquini può ripartire, 2 minuti alla fine. Cinquini per Menendez, poi Righi, ancora Mauro Menendez, va in mezzo Tessarolo, bravissimo a leggere questa pallina, a ripartire Riccardo Tessarolo. Tessarolo prova ad andare, poi Menendez lascia lì, attenzione, Fiazza, Pedroni fuori, Marco Tremolada, Tessarolo, occasione colossale per il Seregno. Fallo di squadra è il 9, 1,5 alla fine. Ora Cinquini, arriva Cirino, sradica questa pallina, Cirino di là, Fiazza, Cirino! Cirino! A 1,20 dalla fine! Il Seregno torna avanti, qua erroraccio del Correggio, clamoroso, quando sembrava davvero non avere più ossigeno la squadra di Luca Giaroni. Correggio la perde, no, l'anticipo di Cirino e dai e vai di Fiazza, intelligentissimo, la velocità e il 2 contro 1 e arriva il gol numero 21 in stagione di Cirino. Il Correggio ha lottato tantissimo e è riuscito ad arrivare al 2-2, mancano 80 secondi alla fine. Era tanto, forse questa è la partita più bella della stagione che abbia visto finora. Il Seregno ne ha vinte 3-2 a Tiene, a Breganze, scusate, a Tiene, a Bassano, in casa Roller Bassano, ha vinto a Modena, sempre con questo punteggio, sempre col 3-2, però vincendo, diciamo, con un po' più di, così, rischiando meno, ecco, mettiamola. Grande generosità di Mattias Cirino, davvero. Ora attenzione, Tudela va di là, Dimone! Dopo 2 secondi ha rischiato davvero di trovare il 3-3. Tudela, ora Fiazza è pressato, deve uscire, lascia la pallina lì a Menendez. Menendez, poi Pedroni e Tessarolo, questa pallina resta lì, a porta vuota, Tudela la manca! Clamoroso, a 50 secondi dalla fine. Qua Pedroni e poi Cirino che recupera, 42 secondi alla fine, poi va da Marco Tremolada in angolo. Marco Tremolada deve provare a tenerla, c'è il fallo, attenzione perché questo fallo è il 14esimo di Matteo Olban. C'è in pista Olban con Pedroni, Menendez e Tudela, quintetto particolare da parte di Granei. La Tremolada e Cirino a 30 secondi dalla fine, Cirino prova a farla saltare e poi il tuffo e adesso la recupera Tudela. Occhio a Tudela, dietro porta Tudela, lo tiene Tessarolo che ha giocato una gran partita anche Tessarolo e riesce a contenere Tessarolo. Tudela che è nettamente più esperto, anche giusto quei 2-3 campionati del mondo alle spalle, Tudela in più di Tessarolo. Esce intanto Pedroni, entra Casari, sì, 5 contro 4, 12 secondi alla fine, anzi 11 e 98 centesimi al termine, 3-2 per il Seregno di una partita davvero che non vuol finire. E ora Marcolin, andiamo con l'uomo in più, ma deve tirare velocemente il Correggio. E qui si va dall'altra parte, il passaggio sbagliato, 4 secondi alla fine. Attenzione, questa pallina dentro, la tocca Dimone, Cirino la mette in mezzo e finisce col Seregno e vince la seconda partita casalinga ancora per 3-2 battendo il Correggio. È una vittoria che vale un'intera stagione per il Seregno, un'intera stagione, perché la lotta a salvezza così quest'anno sarà più o meno a quota 23-24 punti. Le annate precedenti la lotta a salvezza era 14. Ok, quest'anno c'è il Pico che più o meno lascia 3 punti a tutti. Il Seregno andrà a Pico sabato.
questa è una vittoria di un'importanza capitale per la formazione di Luca Giaroni. Intanto ha perso Breganze 2-0 Bassano e 2-2 tiene Trissino, e dunque una gara divertentissima. Il Correggio davvero può recriminare sulle tantissime occasioni sprecate in soprannumero in 2 contro 1. Dimone devastante questa sera, davvero devastante. Seregno che quindi sale a quota 20 e sabato andrà in casa del Pico. Attenzione, perché sì, è vero che a 19 c'è il Valdagno, ora in questo momento sarebbe retrocesso, è anche vero che a quote 25 c'è il Roller Bassano, che oggi ha battuto il Bassano, perché sennò che ha battuto il Breganze, e parliamo di playoff, quindi fondamentalmente vinci sabato, sei a 2 punti dai playoff. Sto Serie A2 girone A quest'anno è qualcosa di pazzesco. Direi che questo è tutto. Torno a darvi i marcatori della partita, il vantaggio da parte di Fiazza, che ha segnato l'unico gol del primo tempo, e nella ripresa 2-0 di Cirino, Casari e Menendez per il 2-2, e poi a 80 secondi dalla fine decide Mattias Cirino, vero Seregno, con un cuore grande così. Un Correggio che comunque resta secondo e ha davvero fatto vedere comunque grandi cose, e la crescita è direi conclamata ormai. Da Paolo Video di tutto, con il supporto di Federico Cicconi in telecronaca. Ringrazio Matteo Corbetta e Mauro Tettamanzi alla telecamera. Noi sabato saremo a Pico e poi ci sentiamo qui per l'ultima stagionale fra 2 settimane. Buonanotte.